Maltempo, oltre 200 richieste di intervento in tutta la città metropolitana con alberi e rami caduti, pesanti disagi alla circolazione, al Marco Polo di Tessera voli cancellati e dirottati. Il presidente della regione Stefani firma l'ordinanza che dichiara l'emergenza idrica regionale, precipitazioni scarse, alte temperature, in Veneto mancano 2 miliardi e 400 milioni di metri cubi d'acqua. Il Redentore da lunedì 6 aperte le prenotazioni per veneziani e residenti, tutto pronto per la notte famosissima, il grande evento con cui sabato 18 la città si appresta a festeggiare la fine della peste del 1576. I centri sociali annunciano una manifestazione contro lo yacht da $500 milioni dell'ambasciatore americano a Venezia, protesta il 17 in campo San Zaccaria. Prima edizione del premio nazionale Alex Marangon, a 2 anni dalla scomparsa del giovane, un evento a lui dedicato organizzato dalla famiglia che diventa appello per una legge contro la manipolazione mentale. Torna dal 10 al 13 luglio nel bacino dell'Arsenale il cinema Bark in, primo drive-in italiano in barca, giunto alla 6ª edizione. Le proiezioni dotate anche di sottotitoli per non udenti e traduzione in lingua dei segni italiana. Buonasera, bentrovati all'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Apriamo con l'ampio e corposo, purtroppo, bilancio dell'ondata di maltempo che era investito tutto il Veneto, ma in particolare appunto il territorio della città metropolitana di Venezia, che è stata quella interessata dal maggior numero degli interventi dei vigili del fuoco, con disagi alla circolazione stradale e anche degli aerei. Oltre 200 richieste di intervento ai vigili del fuoco in poche ore. Alle 22 ancora 70 operazioni in coda, concentrate principalmente sulla rimozione di alberi e rami caduti, prosciugamento di locali allagati e messa in sicurezza di strutture danneggiate. Pioggia e raffiche di vento che hanno provocato disagi alla circolazione e ai trasporti, blackout e numerosi danni. È il bilancio del maltempo delle scorse ore che si è abbattuto con forza nel veneziano e in tutto il Veneto orientale. A Mestre, numerose cadute di alberi e pali della rete elettrica con conseguenti interruzioni di corrente in diverse zone, blackout e sbalzi di tensione che hanno interessato anche l'aeroporto Marco Polo, dove ha causato il maltempo ritardi e cancellazioni. Una ventina di voli ha subito disagi, con alcuni arrivi dirottati sugli scali di Trieste, Milano e Roma. Alcuni garage hanno avuto un po' di acqua all'interno e qualche albero e ramo caduto, uno in particolare in Viale San Marco ha interrotto per un attimo la circolazione tranviaria, ma subito risolta. In città metropolitana altri episodi simili, qualche albero caduto, per fortuna senza nessun danno per cose o persone, subito rimosso dalla protezione civile, dai vigili del fuoco e dal dispositivo di sicurezza. Quindi aver allertato la macchina in tempo e aver avuto subito le antenne dritte ha consentito di essere molto operativi e reattivi. In vista dell'allerta arancione, infatti, il prefetto di Venezia D'Arcopellos aveva convocato il centro coordinamento soccorsi, riunendo i rappresentanti dei comuni della città metropolitana, protezione civile, vigili del fuoco, forze dell'ordine, capitaneria di porto e SUEM 118. Al termine della riunione aveva invitato i sindaci ad attivare i COC e a predisporre tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della popolazione. Lungo l'autostrada 4 nel territorio di Mira un'auto è finita contro il guardrail a causa del fondo stradale reso scivoloso dalla pioggia. Nel Miranese si sono registrati rame sulla carreggiata a Spinea, alberi caduti. Quello che ha creato più disagi è una parte di un albero che ha ceduto in Viale Sanremo, che ha bloccato la carreggiata e quindi anche il passaggio dei mezzi, che è stato liberato. Hanno visto che il sottopasso di Via Luneo, che normalmente si riempie d'acqua, era pieno d'acqua, hanno pulito le caditoie, pulito tutto e il sistema di autosvuotamento poi ha svuotato il sottopasso, mentre è rimasto con dell'acqua il sottopasso ciclabile pedonale che c'è in Via dell'Unità. Particolarmente colpita anche l'area di Chioggia e del litorale sud. Le precipitazioni intense e il vento hanno provocato allagamenti delle strade, tensostrutture divelte e interruzioni dell'elettricità in centro storico in alcune frazioni. Le spiagge sono state sferzate dal vento. C'erano delle cose che volavano nell'aria, poi abbiamo visto
i residui sulle strade della nostra città. Purtroppo questo maltempo ha causato diverse cadute di alberi, di arbusti, anche la città metropolitana è intervenuta per far tagliare un pino marittimo che era caduto all'interno e fuoriuscivano appunto dei rami anche della ragioneria, della scuola di ragioneria che c'è a Borgo San Giovanni. Quindi un grazie veramente ai vigili del fuoco che hanno coordinato tutte queste richieste ed emergenze, i volontari della protezione civile che sono intervenuti dove i vigili del fuoco avevano necessità. Le precipitazioni però non risolvono un altro problema, quello dell'emergenza idrica. Arriva anche un'ordinanza regionale. Un drastico calo delle precipitazioni e portate dei fiumi sensibilmente inferiori alle medie storiche. È di fronte a questo scenario che il presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale sul fronte idrico, rivolgendo a tutti, enti, consorzi, comuni, privati, cittadini, l'appello a un uso dell'acqua il più parsimonioso possibile. Le precipitazioni delle ultime ore danno sollievo ma non risolvono il problema, come rileva Coldiretti. La regione parla di condizioni idrologiche e idrauliche anomale, con particolare riferimento al distretto del fiume Po e di rischio di risalita del cuneo salino. È una situazione critica, ovviamente un'ordinanza viene emessa anche e soprattutto alla luce della considerazione che abbiamo avuto una riduzione dei livelli pluviometrici importanti, dei livelli idrici importanti, c'è un rischio di risalita del cuneo salino per quanto riguarda il Po e ovviamente delle conseguenze negative che si potrebbero riverberare per quanto riguarda l'ambito agricolo. È necessario adottare questa ordinanza, dichiarare lo stato d'emergenza, è anche propedeutica ad eventuali interventi di carattere nazionale che possono permettere al nostro territorio di avere un maggiore afflusso di livelli idrometrici e quindi di acqua, anche e soprattutto per quanto riguarda il Po. Le percentuali parlano chiaro. Al 31 maggio l'anno idrologico ha segnato un meno 28%. Manca dunque quasi un terzo dell'approvvigionamento d'acqua, pari a quasi 2 miliardi e 400 milioni di metri cubi. Il gran caldo della primavera ha fatto esaurire in anticipo le risorse legate agli accumuli di neve. Le portate di Piave, Brenta, Po e Adige perdono dal 21 al 23% e in sensibile calo è anche il lago di Garda. Da qui l'urgenza di evitare tutti gli sprechi possibili. Il primo input è per strutture regionali, Genio Civile, consorzi irrigui. Vanno sensibilizzati gli agricoltori e predisposti appositi piani di siccità, consapevoli che tra luglio e agosto la situazione rischia di aggravarsi. Un richiamo alla responsabilità anche ai gestori degli invasi idroelettrici e a quelli del servizio idrico integrato, così come ai comuni e di conseguenza ai cittadini. Tutti devono concorrere a evitare sperperi e utilizzi superflui. Lo sguardo della Regione è puntato su fontane a getto continuo e pozzi per uso domestico, rispetto ai quali si chiede l'avvio urgente di un tavolo di lavoro per aggiornarne il censimento e verificare il rispetto delle norme che li regolano. Dai sindaci c'è dunque da attendersi apposite ordinanze che contingentino annaffiature di orti e giardini, lavaggio auto, riempimento di piscine e vasche. Il mondo agricolo, dal canto suo, accoglie favorevolmente l'ordinanza di Stefani, ma invoca soluzioni infrastrutturali. E qui il Presidente della Giunta regionale deve lavorare, cioè procurare soldi, molti, a livello nazionale, a livello proprio nazionale, a livello del governo, per creare almeno 3, 4, 5 accaparatori di acqua, chiamiamoli invasi, ma il termine invaso fa paura, accumulatori di acqua, per evitare che situazioni come queste, che si ripeteranno, possano ancora capitare. Se iniziamo adesso avremmo le opere fra 3 anni. Necessità di cui Bond ha parlato nelle scorse ore anche al Ministero dell'Agricoltura, sottolineando che però non ci si salva da soli, e il Po ne è un esempio eclatante. Di fronte alla crisi idrica a monte hanno fatto scorte, lasciando all'asciutto il Veneto. Si avvicina la notte famosissima, la notte del Redentore, sarà sabato 18 luglio, iniziano i preparativi anche per il ponte votivo. Da lunedì prossimo a mercoledì 8 luglio saranno aperte le prenotazioni per assistere ai fuochi d'artificio sabato 18 luglio e la sera del Redentore a Venezia, festa sabato 18 che Antenna 3 seguirà in diretta. Ricordiamo che la prenotazione è sempre gratuita, non bisogna dunque pagare alcun biglietto d'ingresso per stare in riva, ma è obbligatorio prenotare il posto per ragioni di sicurezza e contingentamento dei flussi. Discorso diverso vale per il contributo d'accesso, che resta in vigore per i turisti non pernottanti, salvo le deroghe e i casi già previsti come eccezione. Spiega Fabrizio Doria, direttore generale di Vera, braccio operativo del Comune. L'organizzazione è già in moto.
A partire dal 6 luglio sarà possibile prenotare sia le aree contingentate in acqua suddivise per tipologie di imbarcazioni, sia invece per le aree contingentate a terra. Queste aree contingentate a terra sono con una capienza calcolata sui metri quadri disponibili e riguardano le aree con maggiore visibilità dei fuochi, delle zappere, della Giudecca e di tutta la riva degli schiavoni e del bacino di San Marco, con un calendario di prenotazione che vede tutta una serie di priorità per i residenti del comune di Venezia. In particolare la prenotazione per le rive della Giudecca da lunedì 6 a mercoledì 8 sarà riservata solo ai residenti nell'isola stessa e a Sacca Fisola, mentre da giovedì 9 il settore Giudecca sarà prenotabile anche per i residenti del comune. Da martedì 14 luglio il settore Giudecca verrà aperto anche ai non residenti nel comune. È iniziata la costruzione del ponte votivo che verrà inaugurato venerdì 17 luglio alle ore 20 e che collegherà le Zattere con la Giudecca per poi rimanere aperto fino a domenica. Sempre da lunedì 6 verranno aperte anche le prenotazioni per i porti barca in bacino con aree di ormeggio suddivise per tipologia di natanti e imbarcazioni, secondo il modello già consolidato nelle ultime edizioni. Sarà festa non solo nella città d'acqua ma anche in terraferma. Non sarà solo il bacino di San Marco protagonista di questa festa del Redentore, ricordiamo anche i fuochi alla Sagra della Malcontenta e alla Sagra di Asseggiano e anche i fuochi all'isola di Pellestrina. Inoltre ricordiamo le altre iniziative alla Gazzera e alla Marghera. In occasione della Redentore è annunciata la presenza in laguna dello yacht da $500 miliardi dell'ambasciatore americano. C'è una protesta annunciata dai centri sociali organizzata per il giorno precedente, il 17, in Campo San Zaccaria. I centri sociali annunciano una manifestazione contro la presenza a Venezia dell'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Tilman Fertitta. L'iniziativa, intitolata Venezia non si usa, è prevista per venerdì 17 luglio alla vigilia della festa del Redentore. Protesta organizzata infatti in concomitanza dell'arrivo in laguna dello yacht di Fertitta, imbarcazione da $500 miliardi, 117 metri di lunghezza e circa 30 di altezza, impegnata nel tour Freedom Coastal Diplomacy, iniziativa con cui l'ambasciatore sta circumnavigando l'Italia per celebrare il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Il ritrovo dei manifestanti è fissato per le ore 18 in Campo San Zaccaria. In una nota gli attivisti del centro sociale Morion spiegano le ragioni della mobilitazione sostenendo che l'arroganza dell'ambasciatore non riguarda solo Venezia ma è una diretta emanazione della politica trumpiana. Secondo gli organizzatori la scelta di visitare la città proprio durante il Redentore rappresenterebbe un ulteriore esempio dell'utilizzo di Venezia come palcoscenico da parte di grandi personalità internazionali. Ancora una volta Venezia, dicono, si ritrova ostaggio di un multimiliardario che pretende di utilizzare la città come vuole, si legge nella nota, che definisce il Redentore una festa importantissima per veneziane e veneziani già minacciata dalla turistificazione. Parliamo di turismo, molto positivo il bilancio degli albergatori veneziani. Sentiamo le parole del direttore di AVA, Daniele Minotto, che spera in un nuovo anno record del turismo in laguna. Aumentano anche gli hotel a 5 stelle. Da gennaio a giugno è già possibile tratteggiare un primo bilancio del primo semestre per il turismo in laguna e nei primi 4 mesi fino ad aprile il centro storico è salito ancora come presenze, mentre flessione in terraferma anche nel numero di permanenza degli ospiti, ma nel complesso i dati sono buoni. Un anno davvero positivo, per quanto il primo quadrimestre, cioè da gennaio ad aprile, abbiamo avuto dei dati un pochino contrastanti ma sicuramente positivi, dove abbiamo visto una forte crescita per quanto riguarda il centro storico di Venezia, dove abbiamo avuto un incremento a 2 cifre e lo stesso anche il Lido, nonostante la biennale rispetto al 2024, che per noi è l'anno di riferimento, sia arrivata un pochino dopo, e tuttavia vediamo un rallentamento per quanto riguarda la terraferma, dove registriamo purtroppo un dato negativo anche nel pernottamento medio, perché abbiamo un calo che arriva addirittura al 12% per quanto riguarda le presenze ed è circa il 9,6% per quanto riguarda gli arrivi, con un pernottamento medio che va a 1,87. L'Associazione Veneziana Albergatori, guidata dal suo
suo presidente Antonio Venello e dal direttore Daniele Minotto, punta a mantenere lo stesso ritmo del 2024, anno record del turismo in città. Maggio e giugno vede una crescita anche per quanto riguarda la terraferma, quindi siamo fiduciosi che il 2026 sarà un anno molto molto positivo, con numeri allineati a quello che è stato l'anno record del 2024. La ricerca è per una qualità sempre più alta delle strutture alberghiere. 466 alberghi nel comune di Venezia e stiamo raggiungendo le 50 unità a 5 stelle. In questo momento sono 43, ma dobbiamo dire davvero che stiamo arrivando a un livello davvero importante. Sono concentrati prevalentemente nel centro storico, come anche le strutture a 4 stelle, che sono quelle che comunque stanno facendo molto la differenza, nonostante una riduzione di posti letto, ma i numeri stanno premiando, quindi la scelta della qualità nella città di Venezia è diventata un elemento fondamentale. È stata presentata la prima edizione del premio nazionale dedicato ad Alex Marangon a 2 anni dalla scomparsa del giovane di Marcon. Un evento a lui dedicato, organizzato dalla famiglia, diventa anche appello per una legge contro la manipolazione mentale. Riconoscere la manipolazione mentale come reato, colmando il vuoto normativo e rafforzando la tutela delle vittime di abusi psicologici da parte di 7 associazioni o singoli abusanti. È la proposta rilanciata dall'ex senatrice veneziana Orietta Vanin dopo la richiesta di archiviazione del caso Alex Marangon da parte della Procura di Treviso. In Italia possiamo dire che il Parlamento non sta lavorando su questo. C'è emergenza, c'è urgenza di avere una norma precisa che regoli finalmente l'ordinamento in questo senso. Il plagio è un reato. Un confronto a sostegno della famiglia di Alex Marangon si è tenuta alla prima edizione del premio nazionale a lui dedicato di cultura e arte. In giuria anche l'avvocato della famiglia Stefano Tigani. Certo l'allegria che abbiamo respirato non cancella il dramma che stiamo vivendo e che ci apprestiamo a portare nelle aule di giustizia, dove è giusto che facciamo il nostro lavoro nella sua memoria per evitare degli errori che sono clamorosi e che non possiamo permetterci come cittadini. Tra i presenti come giurata anche Rita Repetto da Genova dell'associazione La Pulce nell'Orecchio, fondata in memoria della sorella Roberta, morta a 40 anni nel 2020 per un melanoma dopo l'asportazione di un neo sul tavolo di un centro olistico. Perché è assolutamente doveroso ricordare che sia Alex che mia sorella non volevano morire, si sono affidati di chi prometteva loro di stare meglio, quindi io spero davvero che questo messaggio sia arrivato a chiunque, spero che arrivi a chi deve fare una legge, perché una legge che vada a tutelare chi cade vittima di manipolazione mentale è assolutamente necessaria. Perché nessun'altra famiglia debba vivere un dramma come il nostro, le parole di Luca Marangon, padre di Alex. Per la procura è tutto normale, non ci sono responsabili, temo che ci sarà qualcun altro, qualche altro Alex, anche se mi auguro di no. Il premio, il 30 giugno, a 2 anni dalla morte di Alex, aveva come tema la libertà ed era diviso in musica, scrittura e fotografia. Partecipanti da tutta Italia, tra i vincitori anche una scrittrice siciliana di Milazzo. Già si pensa alla seconda edizione. Il sindaco di Mirano, patrocinatore, ha offerto il comune come sede. Soddisfazione dei genitori di Alex e della sorella Giada. Ci hanno emozionati tutti e andremo avanti. E quindi noi 3 assieme saremo una forza, vero Giada? Io l'unica cosa che voglio dire è che mi fa piacere e da qui si riesce a capire il tipo di persona che è sempre stato Alex, che è arrivato in modi diversi a tantissime persone. 15 anni dopo la fusione col Friuli nasce a Mestre la nuova direzione territoriale Veneto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Taglio del nastro a Mestre per la nuova direzione territoriale Veneto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sicuramente è una giornata importante perché si stabilisce e si concretizza la direzione regionale del Veneto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che si stacca dalla regione Friuli Venezia Giulia per potenziare e poter essere più efficace ed efficiente all'interno di una delle regioni che trainano l'economia del nostro paese. In rampa cavalcavia, uno dei presidi dello Stato che opera nei settori delle dogane, delle accise, dei giochi e del tabacco.
C'è un porto molto importante a Venezia, 3 aeroporti, un sistema di interporti molto sviluppato e in tutti questi luoghi i funzionari e le funzionarie dell'Agenzia delle Dogane sono presenti per controllare la regolarità degli scambi internazionali. Soltanto nel 2026 in Veneto è stata accertata un'evasione di 30 milioni tra IVA e risorse proprie. Da mercoledì scorso in vigore inoltre il nuovo dazio forfettario extra UE. Si pagano 3 euro per ogni articolo che viene spedito per posta, quindi è un'operazione per tutte le operazioni che inferiore ai 150 euro che prima non pagavano dazio, erano esenti, quindi adesso su queste si pagherà un dazio standard di 3 euro ad articolo. È stato fatto un po' per scoraggiare queste spedizioni un po' selvagge. Chiudiamo parlando di cinema, visto però da un punto di osservazione particolare. Torna infatti dal 10 al 13 luglio in bacino dell'Arsenale il Cinema Bark In, il primo drive-in italiano in barca. Si tratta della 6ª edizione. La rassegna punta quest'anno su accessibilità e inclusione, con proiezioni dotate anche di sottotitoli per non udenti, audiodescrizioni e traduzione in lingua dei segni italiana. Ad aprire il festival sarà il film di animazione La canzone del mare, seguito da Titanic, Le città di pianura e dal classico Pomidottone e manici di scopa. Le prenotazioni sono disponibili entro il 3 luglio sul sito della manifestazione, dove è consultabile anche il programma completo. E allora, con questa notizia che ci porta anche un po' al fresco dell'acqua e a vedere dei bei film magari in compagnia, noi ci salutiamo. Dopo la sigla le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione, buona serata.